une piccole par de famè tan larghe dai Meneghin e ha fatto visite in tai dis passats a sede dall'en Friuli in Talmont. Il gruppo ha scominciato a conoscere la storia familiare qualche anno fa in grazie di Lucas Leme Meneghin, che con l'aiuto dal cousin Rubens ha scominciato a fare l'arbol genealogico de famè, partite di Villotte di Chions, Cordenons e Siest. Il primo incontri dai Meneghin è succeduto in tal 2022. Si sono chiatati sfur 230 persone che avvengono di 20 città. L'anno passato i partecipanti sono stati 170. I fradis Rubes e André Meneghin, che vivono con le loro famiglie a Londra, dove che sono soci dal locale fogolar Furlan, hanno accompagnato i parenti, arrivati per prime volte in Friuli, de province brasiliane di San Paolo, a Udin. Accettati dal presidente Franco Jacob e dal direttore Cristian Canciani, hanno conosciuto la storia da Lent e dai fogolars furlans che esistono in Brasile. Han visitato dopo il centro storico di Udin, cui ultimi preparativi per Viertidure di Friuli Doc. Han avuto il saluto e amministrazione comunale de bande dal consigliere Alessandro Colautti. La serata si è conclusa a Cordenons con la partecipazione alle 13ª edizione dal Premio Internazionale di Poesie Renato Appi, organizzate dal gruppo Cordenons dal Chiavedal. E è stata premiata con menzione speciale la poesia Tiere Antighis di Luca Leme Meneghin di Limeira, San Paoli dal Brasile. Ha ritirato il premio il cousin André Meneghin di Londra. O sintin une par de poesie di Luca. Queste tiere e ospiti erois non piantati, di torrents calms, di flores semplices, e gliela tiere di che son restat, di che son las, e io ne mari, e io ne nome, e io ne sul, e io ne tiere nuovo, che es flori ogni primavera, e io ne tiere antiga, do là che il tempo al passe cence fin. Il vincitore è stato Luigi Scian di Cordenons. Il secondo posto è lat a Alberto De Rosa con la poesia Vuciu Gorg. Originari di Ciopule, Alberto ha il dean de famè furlane di Toronto e de Federazione dai Fogolars dal Canada. De Sovos, la poesia Vuciu Gorg. Stasera il Gorg assomea un spieliveccio, dove la luna velata di argento come una nuvisa avvignerà a sbelletarsi sulle grispis di chiaganeta che tremolando quieta a nas da secoli. Ai 16 di agosto, a Sociedad Furlane Buenos Aires, clamade la none, si sono rinnovadis lis chiaris dal Consiglio direttivo, col neo presidente Juan Pablo Lauricella, 33 anni, laureati in economie, originari di Romans dall'Usinc. Di chi Giuseppe Colugnati e Elvira Plez son partiti in Taians Vinc, per arrivare in Argentine, a Diamante, Entre Rios. Lauricella si è svicinata a Enone 12 anni sin da anche ha chiatato il presidente al Fogolar che al protestava pal movimento de statue di Colompa a Buenos Aires. Ha fatto la passione per culture furlane, che magari così no, non l'aveva conosciuto in famè, perché gli era quasi improibit fevelà, parlassassi a espalis lis difficoltà e lis nostalgiis dal dopoguerra. Vue al racquel ereditat di cui che lo ha preceduto, con l'obiettivo di continuare a diffondere e rinforciare i valori che i vons hanno portato in Argentina, offrendo in tal fogolar un luogo di incontri, accetta e condivisione. De sue squadre e fa parte anche il presidente, che al Vafur Alejandra Butignol, in tarrul di segretarie, e la vicepresidente Lorena Queralt. Il consiglio direttivo, che è stato rinnovato, ha formato anche di Zovins che hanno avuto l'opportunità di conoscere il Friuli partecipando ai corsi promovuti dall'En Friuli in Talmont in collaborazione con la Scuola del Mosaic di Spilimberg e la Università di Udin. Alle dut par voi, gnovis al torne doman, mandi e buine serade.